Una situazione di grande incertezza è quella che si sta trovando dinanzi l'autotrasporto che alle prese con il caro carburante e la carenza di personale, come leggete oggi nel titolo della puntata odierna di Screenshot. Il tutto mentre la ripresa vola, si potrebbe dire, al più 7%, previsto il PIL a fine anno del governo, il tutto appunto con una ripresa che non può fare a meno del trasporto delle merci. Ne parliamo oggi con Massimo Masotti, capogruppo trasporti di Confindustria Udine. Grazie per essere venuto a trovarci a Screenshot. Buonasera. Grazie a voi, buonasera. Allora, cominciamo un po' ad analizzare la situazione economica. Ho parlato di questo più 7%, che farebbe rincuorare se non fosse che c'è carenza di personale, no? Certo, siamo in una situazione molto particolare, l'economia dopo la crisi pandemica si è ripresa molto velocemente, alcuni settori non hanno mai ceduto, ma in realtà tutto il sistema è ripartito e siamo appunto a un 7% del PIL, quindi con nuova domanda di trasporto che sta arrivando sul mercato. Contemporaneamente ci troviamo una situazione di mercato autisti in calo, figlia di varie condizioni. La prima è il fatto che non c'è un ricambio generazionale, quindi i giovani non sono attratti da questo lavoro e scelgono altre attività, non sapendo invece che magari l'attività dell'autista ha delle remunerazioni economiche tuttora importanti. Ma perché secondo lei non sono attratti? Perché adesso mi sorge la domanda un po' spontanea, visto che mi dice che la remunerazione è buona, scusate per la gaffa, ma dall'altra parte non si è attratti, cioè cosa manca? Beh, è un lavoro impegnativo sicuramente, quello che oggi lamentano tutti è l'assenza da casa, la distanza da casa, quindi si parte il lunedì e si torna al venerdì e questi 5 giorni lontano dalla famiglia, dagli affetti e dalle proprie persone care ha un valore e molte persone non vogliono affrontare questa distanza, preferiscono un lavoro vicino a casa con la possibilità di dormire nel proprio letto e quindi il lavoro non è più attrattivo come una volta. Poi sono mancate le patenti militari che una volta erano la fonte per un giovane che finiva a scuola, faceva appunto il servizio militare, poi si trovava magari la patente in mano e decideva di andare a fare l'autista proprio per sfruttare questo titolo acquisito. E quindi ci sono appunto questa serie di condizioni per cui questo lavoro ha visto un grosso calo di nuovi ingressi. Il calo più rilevante l'abbiamo rilevato con l'introduzione della CQC, che è la patente professionale, cioè quello che voleva essere un plus, cioè l'introduzione di una patente dell'autista che qualificasse la propria persona, si è rivelato un boomerang perché ha di fatto ridotto del 50% il numero di patenti E rilasciate nel corso degli anni. Una statistica del Ministero che abbiamo ricevuto come associazione appunto ci dimostra che da quando hanno introdotto questa normativa che prevede una formazione iniziale di 140-280 ore e una formazione continua di 35 ore ogni 5 anni, è mancata veramente l'attrattività verso il settore, quindi quello che doveva qualificare in realtà ha fatto in modo che molte persone se ne rimanessero fuori, creando un vuoto sul mercato, parzialmente compensato da camionisti dell'Est Europa che lavorano in Italia e che adesso con la crisi pandemica se ne sono tornati a casa loro o comunque non vogliono vaccinarsi, creando questo loop dei no Green Pass, no Green Vax, eccetera, eccetera. Parleremo poi anche della concorrenza straniera. A proposito, lei ha aperto un nuovo fronte, la questione del Green Pass, se anche questa, diciamo, può aver influito nella perdita di qualche camionista, appunto, no Green Pass, no Vax, che non può accedere, diciamo, al servizio di trasporto. Certamente, se guardiamo le statistiche nei paesi dell'est sono le nazioni in cui il numero di vaccinati è il più basso proprio perché sono paesi, diciamo, scettici rispetto alla vaccinazione e quindi le aziende italiane si trovano con personale che o non intende vaccinarsi e quindi è obbligato a fare tamponi continuamente con tutti i problemi del caso per un camionista che è in giro in viaggio rispetto a un impiegato che quindi può andare alla farmacia sotto casa la mattina per farsi il tampone. E in più ci sono appunto quelli che in realtà non vogliono neppure farsi il tampone, che si sono ritirati a casa loro, dove questa normativa sul lavoro per cui il Green Pass è obbligatorio per lavorare è una normativa solo italiana, quindi in altri paesi non è richiesta. Adesso l'Austria ha cominciato a introdurre questa normativa, la Germania ci sta pensando, altri paesi ci stanno pensando, ma concettualmente è una norma nostra, quindi molti rumeni sono tornati a casa loro per poter lavorare senza obblighi di Green Pass, come invece l'Italia ha giustamente introdotto.
Senta, se dovessimo analizzare la questione sotto il profilo dei dati che ci danno una controprova di quanti autisti ci mancano e anche quanti autisti sono venuti a mancare per il Green Pass, più o meno il fabbisogno quanto sarebbe? Quanto sarebbe il fabbisogno per le aziende e che non si riesce a trovare in questo momento? I dati sono molto indicativi, anche perché le tipologie di trasporto variano a seconda di zona e mercati, tant'è che molte aziende si stanno attualmente rivolgendo al trasporto intermodale proprio per far fronte a carenza di autisti, quindi il dato è abbastanza variabile. Comunque si parla di circa 17.000 autisti mancanti in Italia e che dovranno in qualche modo essere formati e ricercati. Per questo c'è anche un intervento del Ministero che contribuisce parzialmente al conseguimento della patente, ma anche la Regione stessa ha approvato un bando che è andato subito esaurito peraltro, per cui finanzia ai residenti del Friuli Venezia Giulia una parte dei costi di conseguimento della patente, che oggi sono piuttosto elevati, perché oggi si parla di 4, 5, 6 mila euro per conseguire una patente superiore di camion. E quindi la Regione, ripeto, ha stanziato dei fondi, i fondi sono stati esauriti perché c'è un interesse, diciamo, a conseguire questa patente qua. Adesso speriamo che queste persone residenti in Friuli Venezia Giulia che hanno conseguito la patente si rivolgano appunto alle aziende di trasporto, si facciano avanti, esatto, per poter appunto valutare le persone e trovare per loro il lavoro adeguato, perché la cosa più importante non è sei un autista, fai l'autista, dobbiamo trovare il lavoro adeguato ad ogni persona, come in tutti i lavori ovviamente, non è che uno è impiegato in generale. E quindi aspettiamo appunto che arrivino queste persone sul mercato per poter sopperire temporaneamente a questa mancanza. Parlando un po' della sua esperienza magari personale, visto che anche lei è un'azienda, insomma state facendo dei salti mortali, mi pare di capire, per cercare di venire incontro alle esigenze del mercato, visto che siete il problema è che il mercato in questo momento sta richiedendo tanto, questo è il primo problema. E siccome leggevo qualche dato oggi anche sulle percorrenze che ci sono nelle strade, autostrade, si parla di un 3+4%, insomma, rispetto al 2019, cioè, quindi la ripresa c'è stata. Assolutamente. E diciamo che il trasporto merci un po' corrisponde anche al PIL che sta aumentando. E quindi la situazione è che davanti a questa domanda crescente non si riesce a trovare una risposta adeguata, tant'è che molte aziende appunto stanno cercando di passare al trasporto intermodale, che è una delle modalità di trasporto alternative al tutto strada e che permette soprattutto sulle lunghe distanze di sopperire appunto alla carenza di autisti inviando solo unità di carico, quindi solo la merce con semirimorchio, e lasciando solo la parte iniziale e finale al trasporto su strada, e questo potrebbe essere una delle risposte a questa carenza di autisti che si trova sul mercato. Ecco, ne avremo modo appunto di parlare anche sulla questione dell'intermodale, magari parlando un po' di futuro, anche il PNRR, si parla tanto di trasporto su rotaia anziché su gomma, insomma si cerca con questo nuovo piano del governo di dare maggiore linfa soprattutto al trasporto di merci su rotaia e di potenziare le infrastrutture della nostra regione. A proposito di infrastrutture della nazione e della nostra regione conseguentemente, parlando a proposito di infrastrutture, recentemente c'è stato emanato questo decreto infrastrutture, se doveste dare un giudizio come categoria si parla di contributi per 1.000 euro per patenti speciali, per trasporto, invece il trasporto eccezionale viene abbassato il carico. Beh, diciamo che c'è un'interlocuzione continua fra le associazioni romane e ovviamente il governo. E queste normative stiamo cercando di guidare, ripeto, anche le decisioni nei limiti del possibile nei confronti di un settore che è strategico, perché se le merci non si muovono, non vengono consegnate, il PIL ovviamente non può svilupparsi e questo è un problema. Il discorso patenti è ovviamente interessante per cercare di, ripeto, di raccogliere nuovi giovani che si avvicinino a questo lavoro che, ripeto, sarà certamente impegnativo, però dà anche dei risultati economici importanti. Io vedo insomma la parte retributiva, sicuramente lo stipendio è una faccia favorevole di una medaglia che magari ha certamente degli svantaggi, ma insomma uno percepisce un buon stipendio se fa l'autista e se lavora in un certo modo. E quindi speriamo appunto che questo serva. Riguardo al trasporto eccezionale, diciamo che la normativa ci ha lasciato un attimino perplessi, perché appunto in un momento in cui c'è carenza di
personale, di autisti e anche di mezzi, perché vorrei aprire una parentesi, oggi tutti i costruttori di veicoli industriali sono in ritardo con le consegne, come per le autovetture, anche per i mezzi pesanti mancano i microchip, per cui tutti i grandi costruttori sappiamo infatti la crisi dell'auto nell'ultimo semestre è dovuta appunto alla mancanza di questi microchip. E quindi chi vuole ordinare un camion oggi lo riceve fra 8 mesi, 9 mesi, 10 mesi e quindi anche voler rispondere alla domanda di nuovi servizi di trasporto, uno gli mancano materialmente i mezzi con cui trasportare. E quindi appunto all'interno di questa situazione ridurre il carico sui trasporti eccezionali andrebbe un attimino ragionato se veramente è la cosa corretta oppure no. Quello che è certo in questo momento, Masotti, è che c'è invece, lo vediamo tutti quanti, il caro carburanti. Allora, ho letto oggi anche che gli autotrasportatori, i vostri colleghi spagnoli, sono pronti a uno sciopero. Non so quanto possano valere questi scioperi, perché un po', non so se lei è contrario o favorevole, però non sarebbe la prima volta di trovare questo tipo di situazione tra benzinai o autotrasportatori che scioperano per questi motivi. Però questo rischia veramente, allora, a questo punto, di crearvi un danno serio a voi come azienda. Certo. Siete quelli che vi spostate di più, possiamo dire. Assolutamente, il consumo di carburante di un mezzo industriale è molto importante. Che poi ricadute anche, aggiungo, anche sull'utente finale poi. Certo, perché l'aumento del costo poi arriva fino alla mezza finale. Diciamo che noi siamo di principio contrari agli scioperi perché non è quello il percorso che va adottato. Noi siamo per diciamo che a monte di tutto quanto c'è una direttiva comunitaria che regola il mondo delle accise. È una normativa piuttosto complessa che dà dei vantaggi ad alcuni paesi e degli svantaggi ad altri. Noi siamo quelli svantaggiati da questa normativa perché abbiamo le accise più alte di tutti. Quindi quello che noi da anni stiamo discutendo e che chiediamo di ottenere senza avere una risposta positiva, perché questa direttiva si modifica all'unanimità e quindi mettere d'accordo 28 paesi sarà impossibile sostanzialmente. Non riusciamo a metterci d'accordo neanche tra di noi. Dall'inizio dell'Unione Europea, insomma, da anni e anni, c'è qualche Stato che ci abbandona anche, quindi figuriamoci se riusciamo a metterci d'accordo su questo. Però questa normativa, ripeto, concede accise sul carburante diversificate fra i vari paesi, per cui ci sono alcuni paesi, fra cui anche la Spagna peraltro, che ha accise molto basse e che permettono ai loro autotrasportatori di essere molto competitivi sul mercato. Noi siamo contrari a questa norma qua perché vorremmo un'accisa uguale per tutti, perché questo è l'unico modo per avere un mercato che si sviluppa in modo corretto e coerente e quindi questa è la nostra posizione. Per cui scioperare contro il caro carburante non ha un gran senso in questo momento. Rimane il fatto che il prezzo è salito tantissimo e quindi questi costi purtroppo vanno ribaltati sulla committenza e rischiano di creare dell'inflazione, perché questo è poi il pericolo che si vorrebbe invece contenere. Parleremo tra poco anche, mi ha accennato all'Europa e parleremo di Europa, in tema di concorrenza straniera, parleremo anche di altro tipo di concorrenza, di altri vettori come Amazon, parleremo anche di voi stessi, autotrasportatori, come accettate la tecnologia, se la tecnologia può essere un aiuto oppure un danno, anche in tema di incidentalità, ne abbiamo visti di questi giorni di incidenti. Andiamo in pubblicità e torniamo tra poco con Screenshot. Parliamo oggi di trasporti, proprio i trasporti ci dicono che il PIL sta aumentando, ne vediamo tanti nel giro di autoarticolati. Oggi abbiamo qui vicino a noi Massimo Masotti, capogruppo trasporti di Confindustria Udine, trasporti che però vive in un periodo di incertezza, guardando oltre il guado era quello rappresentato dal lockdown e dal Covid, che ancora oggi è presente, guarda oltre, però trova davanti a sé la carenza di personale, il caro carburante, insomma tematiche che potrebbero rallentare questa ripresa. Masotti, tema dell'Europa che lei ha accennato nella prima parte della puntata, mi fa venire in mente la questione della concorrenza straniera. Si parlava tanto del cabotaggio fino a poco tempo fa. È stato risolto questo tipo di problema? Ma diciamo che è stato adottato un compromesso e come tutti i compromessi hanno vinto tutti e non ha vinto nessuno sostanzialmente. Certo. E quindi l'Europa ha adottato come quando finiscono le elezioni. Esatto, in cui hanno vinto tutti. Ha adottato un provvedimento che si chiama pacchetto mobilità che voleva riordinare il sistema trasportistico europeo, vorrebbe riordinare il sistema trasportistico europeo, impedendo da un lato le famose
aziende fantasma, quindi la casella, l'azienda è una casella postale dove non c'è nulla, è solo un indirizzo e basta, e dall'altro rendere più umano il lavoro dell'autista, obbligando le aziende a riportare in sede ogni tot tempo i propri mezzi, il proprio personale, per fare in modo che questi non siano dei soggetti che viaggiano 1, 2, 3, 5, 6 mesi in giro per l'Europa alla ricerca di un carico, ma abbiano un flusso di andata e ritorno che gli permette, che permette loro di appunto rientrare presso le proprie famiglie, presso i propri affetti e di condurre una vita diciamo più umana e corretta e non vivere in una cabina di camion per tanti mesi, come poi si vede in realtà nelle nostre autostrade, perché se guardiamo gli autogrill sabato e domenica ci troviamo appunto un sacco di camion parcheggiati con camionisti che attendono la ripartenza del lunedì, trascorrendo il fine settimana in un si muovono autogrill. tutti insieme in blocco e poi succedono magari anche famosi incidenti. Questo no? è quello che Perché succede. E quindi l'Europa è intervenuta con questo pacchetto mobilità per riordinare. È stata una decisione lunga, complessa e difficile. Alla fine tutti vincitori, non ha vinto nessuno, perché è un compromesso che mette d'accordo tutti, non mette d'accordo nessuno. Ci sono delle nuove regole da rispettare che stanno andando piano piano in vigore nel tempo. Adesso a febbraio entrano in vigore altre norme che per esempio impongono ogni 8 settimane il rientro in sede del mezzo, quindi il camionista rumeno non può più stare a Cervignano a fare le navette piuttosto che a Verona a fare le navette, ma dopo 8 settimane deve rientrare a casa sua. E questo sistema sta cercando la Commissione europea voleva riorganizzare appunto il sistema di trasporti per dargli una modalità più corretta di sviluppo. Senta, le chiedo invece l'arrivo di questi vettori Amazon, di questo commercio Amazon, può aver creato un vantaggio, uno svantaggio? Ma come tutte le novità hanno vantaggi e svantaggi. Sicuramente ha portato vantaggio perché si movimenta un sacco di merce. Per fortuna che c'erano le vendite online, perché durante il lockdown abbiamo potuto tutti quanti ordinarci le cose online senza rimanere senza nulla o senza dover andare in negozio per evitare appunto i contagi, per cui da un certo punto di vista è stato un vantaggio. Sicuramente stanno cambiando il modo di gestire la logistica, sono sistemi estremamente efficienti e organizzati e quindi bisogna darne atto che possono portare un vantaggio al sistema trasportistico. È chiaro che ordinare un pacchetto su Amazon è diverso che ordinare un bilico di ferro e quindi molte volte i clienti pensano che far ordinare un camion di merce sia come comprare su Amazon una scatola di fiammiferi. Non è la stessa cosa, i tempi di reazione sono ancora diversi, le aziende di trasporto non sono strutturate e organizzate per dare risposte così veloci come questi grandi player di logistica che hanno, ripeto, strutture... Non temete la scomparsa, il meno del vostro tipo di rapporto nei confronti del cliente? No, perché sono mercati paralleli che si possono sovrapporre, che si possono anche sovrapporre in certe cose, come è normale che sia, ma d'altronde è la tecnologia, lo sviluppo tecnologico che porta delle modifiche a cui bisogna adattarsi e tutti devono adattarsi al nuovo sistema di lavoro nel bene o nel male. A proposito di tecnologia, mi sorge anche questa domanda spontanea. È di aiuto a voi oppure non vi è di aiuto? È una domanda dovuta al fatto che magari la questione del cronotachigrafo, i tablet, i cellulari, e a questo sono legati anche magari i tablet cellulari, la questione degli incidenti. Tante volte leggo anche sui social, leggono il tablet, vanno in giro col cellulare. Dalle volte siete un po' demonizzati anche come categoria, è vero? Cioè perché per qualcuno, perché non è che adesso bisogna fare, e lo dico anche ai telespettatori, di un'erba un fascio, però... Allora, diciamo che la tecnologia aiuta, non c'è dubbio. La tecnologia sta aiutando tantissimo il settore, sia dal punto di vista della diagnostica, quindi una volta l'autista sentiva il rumore del camion che non andava, adesso è un software collegato al computer, addirittura wireless, addirittura da remoto, addirittura le case costruttrici offrono il servizio di assistenza a distanza, quindi avvisano il proprietario, guarda che il tuo mezzo che si trova a Colonia ha un guasto alle batterie, se vuoi ti troviamo all'officina a 3 chilometri. Quindi c'è un mondo anche di servizi che sta nascendo grazie a questa tecnologia che sta avanzando. Quindi la tecnologia è indubbiamente un vantaggio. I navigatori satellitari sono stati... usare, lo dico io. Esatto. I navigatori satellitari sono stati un'invenzione pazzesca dal punto di vista
dell'efficienza dei mezzi ovviamente ha appiattito le capacità delle persone, perché il bravo autista che andava una volta a Milano con la cartina geografica e si ricordava la volta dopo come tornare, rispetto all'autista sbadato che girava un'ora e mezza con la cartina geografica sulle gambe per trovare il posto, adesso sono tutti appiattiti, bravo, non bravo, sono tutti uguali. Quindi la tecnologia aiuta ma anche appiattisce le competenze. Però, ripeto, indubbiamente dobbiamo guardare avanti e mai indietro, e quindi questa tecnologia a noi ci aiuta tantissimo. Il controllo satellitare ci permette di efficientare i mezzi, una maggior sicurezza contro i furti, ad esempio, perché tutti i mezzi sono satellitati, quindi sappiamo dove sono, e quindi anche i furti dei mezzi si sono ridotti grazie a questa tecnologia. Quindi la tecnologia aiuta. Certamente l'abuso di tecnologia, quindi l'abuso del telefonino, l'abuso del tablet, sono una pratica da condannare, e quindi non possiamo che prenderne atto. Stiamo attenti quando andiamo in autostrada, e lo parlo per tutti, insomma, in strada, autostrade, insomma, cerchiamo di non utilizzare quei marchingegni, se non appunto per necessità, ma quando siamo fermi. Mi parlava prima dell'intermodalità, Masotti, siamo veramente tanto indietro qua in Italia rispetto all'Europa. Parlo anche in vista del PNRR che prevede investimenti su ferrovie e magari spero anche per il trasporto su rotaia. No, non siamo indietro, non siamo indietro, anzi siamo fra una delle nazioni che maggiormente hanno sviluppato assieme a Germania, Belgio, Olanda. Allora una percezione strana quello che noi abbiamo. Sì, il trasporto intermodale. I paesi con meno trasporto intermodale sono i paesi dell'est, dove sui quali ci sono pochissime linee intermodali, perché tutto viene fatto via strada, ma è una scelta politica di sviluppare il trasporto stradale rispetto all'intermodale. Mentre soprattutto sull'asse nord-sud, quindi quello che collega Adriatico-Baltico, cioè il Baltico, diciamo soprattutto dagli asset di Verona e di Novara, ci sono collegamenti quotidiani, pluriquotidiani con i porti d'Anversa, i porti di Rotterdam, i grandi centri industriali tedeschi, quindi Ludwigshafen, Colonia, Duisburg, da cui parte il treno per la Cina, peraltro, per cui anche le merci cinesi possono arrivare via treno su Duisburg e poi scendere via treno in Italia. E quindi abbiamo una rete importante di collegamenti ferroviari intermodali, anche Friuli-Venezia Giulia. Friuli-Venezia Giulia ha sviluppato tantissimo il trasporto intermodale con partenza a Porto di Trieste. Porto di Trieste fornisce, dico una cifra, non voglio dire un numero sbagliato, credo 10.000 treni all'anno in partenza da Trieste, più ci sono gli hub di Cervignano e Pordenone che appena partiti, quindi con tutte le problematiche di un sistema giovane di funzionamento, stanno offrendo dei servizi intermodali verso il nord Europa, Germania in particolare, che sta aiutando le imprese che hanno bisogno di spedire rispetto alla carenza di autisti. Quindi il servizio sta nascendo. È chiaro che il trasporto intermodale purtroppo è un sistema diverso, non paragonabile al tutto strada, e quindi chi lo utilizza deve sapere che ha dei tempi di resa o dei possibili ritardi che invece il trasporto stradale non ha. Certo. L'ultima domanda che le faccio è, visto che tanto si parla di green, siamo in un mondo che deve essere green, se il futuro è l'elettrico e l'idrogeno. Allora, personalmente, allora, diciamo, il trasporto sta andando verso modalità green col sistema del gas, che è già arrivato, con tutte le difficoltà che adesso c'è il gas. Se aumentano il gas diventa ancora più dannoso paradossalmente per voi viaggiare col gas. Diciamo che la tecnologia del gas è una tecnologia provvisoria in attesa del probabile arrivo dell'idrogeno. Ci sono anche i camion elettrici che hanno però dei costi importanti e soprattutto hanno autonomie molto limitate. Mancano anche le strutture. Le infrastrutture. Certo, ma hanno soprattutto l'autonomia molto limitata che limita per un mezzo pesante. Il gioco non vale la candela. Se proprio dobbiamo usare una metafora. Lo vedremo. Tra l'idrogeno e l'elettrico usando la candela, che è uno degli strumenti più vecchi. Grazie Masotti per essere venuto a trovarci in trasmissione, le auguro buona serata, auguro buona serata anche a voi telespettatori, vi auguro un buon weekend, ci vediamo la prossima settimana sempre con Screenshot a partire da mercoledì.